Eccolo, il peschereccio libico affondato tragicamente nel canale di Sicilia il 18 aprile 2015, con a bordo 700 migranti che tentavano di raggiungere il nostro paese dall'Africa. Per oltre un anno è rimasto sul fondo del Mediterraneo a circa 400 metri di profondità, da dove è stato ripescato nel giugno del 2016 col suo carico di centinaia di corpi senza vita. Ora questo relitto, simbolo delle tragedie dell'immigrazione, è diventata un'installazione artistica della 58esima Biennale d'Arte Contemporanea di Venezia. La barca nostra, come l'ha ribattezzata Christoph Büchel, ideatore del progetto, ha attraversato il canale della Giudecca e il bacino di San Marco per raggiungere l'Arsenale dove è esposta, un passaggio che ha colpito molti veneziani. Oggi, lungo la riva degli Schiavoni, sono rimasti solo yacht, un lusso in netto contrasto col peschereccio libico, la cui presenza alla Biennale continua comunque a far discutere in città. Si poteva evitare, però insomma non c'è niente da fare, ormai l'hanno fatta e sì, c'è il pro, c'è il contro, più il contro che il pro. Un messaggio politico sui movimenti che vogliono portare qua immigrati, che vogliono riempire la nostra Italia di gente. Penso che è un'iniziativa giusta, perché comunque riporta in primo piano un problema che tutti noi conosciamo, insomma, e che si vuole probabilmente nascondere. Io penso che non sarà come opera d'arte, no? Perché la gente si rende conto di quello che succede, perché è quello che gli artisti provano a fare. Mi ha provocato qualche pensiero sapere che c'era un'iniziativa del genere. Beh, me lo sono domandato Cosa si è risposto? e non ho una risposta, mi dispiace. È comunque un magone, voglio dire, è un colpo al cuore, no? Vedere questa cosa. È un modo per raccontare una cosa terribile, però ci sono tanti altri risvolti. Sempre mettere in evidenza delle problematiche e poterci pensare sopra, quindi creare lo spunto. L'ho vista ieri e mi ha un po' emozionato, sì. È una cosa bella l'idea che hanno avuto.